Agevolazioni in pillole del 19 febbraio 2025. Proseguiamo con questo nuovo format di contenuto che prevede sostanzialmente che settimanalmente vi racconti quello che sta succedendo nell'ambito delle agevolazioni e degli incentivi. Partiamo questa settimana con il modello OT23. Si tratta di un incentivo da parte di INAIL per le aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di quest'anno occorre presentare questo modello che consente la riduzione del tasso applicato dall'INAIL fino al 28% di riduzione. Passiamo al bando del Competence Center Made, un Competence Center Industria 4.0 di Milano, che prevede un finanziamento a fondo perduto in sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per l'innovazione di prodotto, servizio e processo delle imprese. Questo bando è il bando per il 2025. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli incentivi ammessi. Si tratta di un bando che prevede gli incentivi variabili a seconda della dimensione dell'azienda e alla tipologia dell'investimento svolto, quindi la tipologia di spese ammesse. Partiamo da un 75% per gli studi di fattibilità fatti da piccole imprese e arriviamo fino al 25% per spese di sviluppo sperimentale a carico di grandi imprese. Si tratta di un bando a esaurimento fondi che è attivo ed resterà attivo o all'esaurimento dei fondi oppure fino al 31 dicembre 2025. Quindi in questo caso il consiglio è di affrettarsi nel caso abbiate piacere di approfondire questo bando e poi andare a presentare il bando. Passiamo al bando Turismo Veneto 2025. La Regione Veneto ha pubblicato un bando per il turismo che intende sostenere gli investimenti nel settore turistico e ricettivo regionale. Il bando mira a promuovere l'innovazione e la rigenerazione delle imprese attraverso progetti di sviluppo tecnologico e transizione digitale ed ecologica. Il contributo previsto è pari al 50% delle spese ammesse per investimenti previsti tra i 50.000 euro e i 400.000 euro. Questo incentivo scende al 20% nel momento in cui superiamo questa soglia dei 400.000 euro, e cambiando anche il regime di aiuti. Si passa dal regime di de minimis al regime 651. In questo caso, come detto, il contributo è del 20% per le micro e piccole aziende per investimenti fino ai 2 milioni di euro. Scende al 10% per le medie imprese con investimento massimo pari a 1 milione di euro. Il bando è un bando a graduatoria di merito, quindi non conta chi presenta per primo, però la scadenza della presentazione deve essere comunque effettuata entro il 15 maggio 2025 e appunto l'assegnazione sarà in base ai punteggi previsti dal bando. Facciamo una veloce carrellata di quelli che sono gli incentivi previsti per le aziende della Lombardia. Partiamo dal fondo per lo sviluppo aziendale. Si tratta di un fondo previsto dalla Giunta regionale lombarda per agevolare gli investimenti delle PMI e delle mid-cap in piani di sviluppo aziendale finalizzati all'ammodernamento e all'ampliamento produttivo. L'incentivo consiste in un contributo a fondo perduto del 15% per le PMI in area 1 e sale al 25% o al 30% per le aziende in area 2, quindi quelle delle zone mappate nelle province di Pavia, Lodi, Como e Sondrio al 30% e per le aree mappate delle province di Mantova e Cremona invece abbiamo la possibilità di avere un contributo a fondo perduto del 25%, scaglionato poi anche in realtà per la dimensione delle aziende. Si tratta di un bando a sportello, è aperto fino a che non vengono esauriti i fondi disponibili. Passiamo al fondo perduto per gli investimenti green della Lombardia. Si tratta di un bando dedicato all'efficientamento energetico degli impianti produttivi per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici, sia attraverso il recupero di energia o la cattura di gas serra dai cicli produttivi esistenti.
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 20% che può salire fino al 35% in determinate aree per le micro e piccole imprese, mentre per le medie imprese il contributo base a fondo perduto del 10% che può salire fino al 25% per gli interventi ubicati in determinate aree. Anche in questo caso si tratta di un bando a sportello fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Passiamo al bando Internazionalizzazione Lombardia 2025. Si tratta di un bando che ha l'obiettivo di supportare le PMI lombarde nello sviluppo dell'internazionalizzazione ed in particolare finanzia dei piani d'azione per l'internazionalizzazione e le relative spese connesse, che sono relative alla consulenza per la realizzazione del piano d'azione, alla realizzazione di iniziative legate all'implementazione di questo piano, quali azioni di marketing, comunicazione e advertising, certificazioni estere, adeguamento del prodotto, istituzione temporanea di showroom, spazi espositivi, vetrine, esposizioni virtuali e gestione dell'assistenza dei clienti post vendita. Abbiamo poi le spese della formazione, le spese del personale dipendente in Italia e all'estero legato naturalmente al progetto e infine una voce di costi indiretti. In questo caso attendiamo la pubblicazione delle regole attuative per avere la data di apertura di questo sportello. Sarà comunque una procedura valutativa a graduatoria di merito. Bando brevetti Lombardia. Si tratta di un bando che ha l'obiettivo di stimolare la brevettazione delle invenzioni attraverso un contributo a parziale copertura dei costi della procedura di brevettazione e in particolare si tratta di un contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi forfettari e tradotto in un'agevolazione di 5.680 euro per un nuovo brevetto o estensione europea e 7.200 euro di agevolazione per un nuovo brevetto o estensione internazionale. Anche in questo caso si tratta di un bando a sportello che va a esaurimento fondi. Finanziamento a fondo perduto in sostegno alla transizione delle imprese verso modelli produttivi circolari e sostenibili. Si tratta di un bando rivolto alle imprese della Lombardia che agiscano in una forma di aggregazione di almeno 5 imprese e che abbiano come obiettivo quello di innovare il prodotto attraverso l'ecodesign, introdurre nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo, effettuare delle innovazioni di processo, adottare la bioeconomia circolare. Si tratta di un bando a graduatoria di merito con chiusura dello sportello prevista per il 3 aprile 2025. Bando Nuova Impresa 2025, sempre per la Lombardia. Abbiamo questo finanziamento a fondo perduto in sostegno dell'avvio di nuove imprese e dell'autoimprenditorialità. Si tratta di un contributo a 50% delle spese ammesse con un contributo massimo previsto in 5.000 euro e un investimento minimo di 3.000 che va a coprire parzialmente quelle che sono le spese di acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, software gestionale, hardware, marchi, brevetti, certificazioni, oneri notarili e prestazioni e consulenze, canoni di locazione e piano di comunicazione. Anche in questo caso si tratta di un bando sportello attivo fino ad esaurimento dei fondi. Bando Ricircolo Step della Regione Lombardia. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto in sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche. L'incentivo previsto è un contributo a fondo perduto del 50% per le piccole e medie imprese e un fondo perduto del 40% per le altre aziende. Si tratta di un bando per il quale mancano ancora i regolamenti attuativi che stabiliranno anche le date di apertura dello sportello. Bando della Regione Lombardia, misure tecnologie strategiche. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto in sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori deep tech e biotecnologie. Si tratta di un contributo a fondo perduto in misura variabile da un minimo del 40% per le grandi imprese a un massimo dell'80% per le piccole imprese che si impegnano in progetti di ricerca industriale. Bando misura tecnologie strategiche. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto in sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori deep tech e biotecnologie, fatto da partenariati di imprese composti da piccole e medie imprese in collaborazione con grandi imprese per la ricerca e sviluppo nei settori che abbiamo appunto citati e prevede appunto come spese ammissibili
le spese di personale, i costi relativi alla strumentazione e attrezzatura nella misura e per i periodi in cui sono utilizzati per il progetto, i costi di ricerca contrattuale e le conoscenze e brevetti acquisiti e le spese generali. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che parte dall'80% per le spese ammesse per le attività di ricerca industriale per le piccole imprese e scende fino al 40% per le attività di sviluppo sperimentale fatte dalle grandi imprese. Si tratta di un bando per il quale mancano ancora i regolamenti attuativi che daranno anche le date di apertura e di chiusura dello sportello. Con questo ho concluso questa carrellata di incentivi per questa settimana. Vi ricordo che trovate tutte quante le schede di approfondimento nel sito retteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rette Agevolazioni.